credo sia da escludere. Può essere che se non c'è un'inversione di tendenza, se non piove, se non si caricano i bacini, questa è una delle ipotesi che può essere messa in pista. Certo, è emergenziale, sarà sicuramente uno degli ultimi strumenti da tenere in considerazione, ma credo non si possa escludere in questo momento. Non è quindi uno spauracchio, ma un'ipotesi concreta quella del razionamento dell'acqua anche per le utenze private. Il presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon, lo dice chiaro e tondo: tanti primi cittadini nella Marca e non solo che stanno correndo ai ripari. Certo è che i sindaci si stanno attivando tutti con ordinanze per il contenimento del consumo dell'acqua, l'ho fatto anch'io a Castelfranco Veneto, limitando al solo uso domestico, niente sprechi, tutte insomma le indicazioni che arrivano in questa fase che veramente è un'emergenza che non abbiamo mai vissuto. Sindaci che guardano anche alla regione, dove il presidente Luca Zaia ha confermato a metà mattina che si è al lavoro per un'ordinanza di carattere generale. Sta tentando di lavorare su questo fronte, l'ho già detto anche questa mattina in conferenza stampa, ed è esattamente quello che vogliamo fare. E questo mentre lo stesso Zaia, accanto agli altri governatori, è impegnato in una serie di incontri con il governo. Dove chiederemo lo stato di emergenza che ci serve per porre ancora una volta all'attenzione il tema che l'acqua prima di tutto deve avere un uso diciamo umano, cioè per i bisogni umani, secondo per l'agricoltura e solo in terza posizione per la produzione di energia elettrica. Molto preoccupato, anche perché è una siccità importante, di fatto in maniera copiosa non piove, non precipita da mesi, non ci sono precipitazioni e adesso c'è un meteo che ci fa ben sperare. Speriamo che l'arrivo della pioggia non ci porti anche qualche magagna di natura meteorologica. Questo nel giorno in cui la Protezione Civile del Veneto ha dichiarato stato di grave pericolosità per incendi boschivi nelle province di Padova, Rovigo, Verona e Vicenza. Basta un dato su tutti: nei primi 15 giorni di giugno sono caduti mediamente sul Veneto 33 mm di pioggia, molto al di sotto delle medie registrate tra il 1994 e il 2021 per l'intero mese, stimate in 97 mm, un terzo. Intanto si moltiplicano anche da parte di voi telespettatori le segnalazioni di dispersione idrica nelle tubature. Questa è la situazione in via Vivaldi a Castelfranco, visibile già da alcuni giorni.